Dopo aver assistito alla gara dei giovanissimi a Seano, con le immagini ci spostiamo a Mossummano Terme per seguire questa gara organizzata dalla GS Pozzarello, valida come 51esimo trofeo Bonacchi Nedo, 39esimo trofeo Ciampi Florio, secondo trofeo Ezio Innocenti, 16esimo trofeo Lauria Mirko e sesto trofeo Esterasi Alifaris. Gara valevole per la categoria degli allievi su un percorso di una lunghezza totale di 63 km che vedrà gli atleti impegnati in un percorso prevalentemente pianeggiante con le due salite da fare di Bronzoli fino ad arrivare in cima località Montevettolini, dove al secondo passaggio ci sarà anche il GPM che verrà assegnato al vincitore in cima al passaggio della salita di Bronzoli. Tutto pronto ormai per la partenza con le fasi di misurazione dei rapporti. Come vi dicevo, tanta l'affluenza, tante le squadre che hanno partecipato su questo percorso che vi ricordo sarà di una lunghezza di 63 km che vedrà le due salite di Bronzoli affrontate dai corridori al chilometro 28 la prima e poi la seconda al chilometro 47, quindi una prima parte pianeggiante e poi dopo ci saranno appunto le asperità. Andiamo a ricordare anche le varie forze presenti sul percorso, a partire dal direttore di corsa nella figura di Gerardo Zampino, il vice direttore di corsa Sanzio Rampogni e la giuria con Luigi Lamanda, presidente di giuria, Francesco Leporatti, componente, Simone Lamanda invece giudice di arrivo. Ed eccoli gli atleti che prendono il via in questo piccolo tratto di trasferimento, saranno 300 metri e poi ci sarà il via ufficiale che verrà dato su appunto da Pozzarello e che i corridori dovranno percorrere per 2 volte per poi affrontare la salita di Bronzoli. Infatti vedete 4 giri, il via viene dato adesso da Andrea Mariotti del GS Pozzarello, dello storico GS Pozzarello, e partono in questo momento gli atleti della categoria allievi per questi 63 km in questo 51esimo trofeo Bonacchi Nedo, 39esimo trofeo Ciampi Florio, secondo trofeo Ezio Innocenti, 16esimo trofeo Mirko Lauria e sesto trofeo Esterasi Alifaris. Quello che vi dicevo è che dovranno affrontare 2 giri nel tratto pianeggiante e poi 2 giri che vedranno appunto la salita di Bronzoli, e facciamo sfilare il gruppo in questa prima parte di gara, nella prima parte dove è stato dato il via proprio da Pozzarello. Andiamo a ricordare anche le società, sono 87 gli iscritti a questa gara con il team Valdinievole, poi la Big Hunter, la ciclistica Bordighera, ciclistica Cecina, Mobilieri Ponsacco, Iperfinish, la Berti Immobili Benassi, la Butese, la Mille Luci, team Mamma e Papà Fanini, l'Alta Valdera, Monte Carlo Ciclismo, Coltano Grube, Empolese, Carrara, Velo Club Carrara della Liguria e il Velo Club Empoli. Queste le società che hanno preso il via, e siamo con la macchina del direttore di corsa quando ci troviamo al 12° chilometro con il passaggio da Pozzarello e in testa vediamo un attacco, il primo significativo con il dorsale numero 41, si tratta di Andrea Targioni della Polisportiva Mille Luci, che sta provando ad uscire dal gruppo quando, vi ricordo, siamo al 12° chilometro al passaggio proprio da Pozzarello. Il gruppo alle sue spalle viene segnalato con un ritardo non altissimo, ed eccolo qua il gruppo trainato dagli atleti della Monte Carlo Pizzeria La Rusticanella, con un ritardo di 15 secondi, quindi un primo attacco interessante quando manca ancora tanto all'arrivo, e subito qualcuno che prova a rientrare e a provare a portarsi fuori dal forte del gruppo con il dorsale 50. Si tratta di Tommaso Senesi dell'Alta Valdera, e vedremo se riuscirà a rientrare sul battistrada, e con le immagini cambia tutto. Invece viene ripreso l'attacco di
Andrea Targioni, e c'è un nuovo tentativo da parte degli atleti della Butese con il dorsale numero 36. Si tratta di Mattia Nieri, che adesso sta provando un attacco in solitaria. Nessuno che ha provato a dar mano al corridore della Butese, che adesso ha un vantaggio intorno, qui siamo intorno al 20° chilometro, quindi ancora tanti chilometri da percorrere, sono ancora 43, con le due asperità di Bronzoli da affrontare, e il corridore della Butese Mattia Nieri sta provando un'azione con il gruppo che ci viene segnalato e che andiamo a riscontrarlo con un ritardo di 37 secondi. Un gruppo allungato tirato da Davide Arzà del Velo Club Carrara della divisione Liguria, poi vediamo gli atleti della Berti Mobili, del Mille Luci, e il gruppo alle sue spalle. Risiamo in località Pozzarello adesso, sempre con il corridore della Butese che chiede lumi sul suo vantaggio. Siamo al chilometro 25 e più o meno il distacco è sempre il solito rispetto a un primo inseguitore, mentre il gruppo alle sue spalle sta perdendo, sta prendendo campo l'azione del corridore della Butese. Ci voltiamo, non vediamo ovviamente nessuno all'inseguimento, ma ci segnala Radio Corsa che c'è un primo contrattaccante a una quarantina di secondi. Facciamolo sfilare il battistrada, ed eccolo l'inseguitore, lo vediamo con il numero 81. Si tratta sempre di Davide Arzà, che aveva provato in precedenza a venire via dal gruppo, il corridore del Velo Club Carrara della divisione Liguria, che adesso ha un ritardo di 35 secondi sul battistrada Mattia Nieri della GS Butese, quando siamo al passaggio da Pozzarello sotto lo striscione di arrivo, e il segnagiri che segna 2 giri al termine. Quindi adesso si andrà a affrontare per la prima volta la salita di Bronzoli, e questo è il gruppo che ha un ritardo di 1 minuto dal battistrada. Quindi l'azione di Mattia Nieri della Butese sta prendendo campo con gli uomini dell'Empolese in forze davanti a controllare la corsa. Arriva anche la ciclistica Cecina e la Monte Carlo Pizzeria La Rusticanella, e ritorniamo davanti sulle asperità della salita di Bronzoli, una salita difficile, una salita molto molto in pendenza che sta affrontando adesso Mattia Nieri della Butese, sempre con un vantaggio che però si è assottigliato. Quindi l'azione in pianura è stata abbastanza pesante, quella del corridore della Butese, e ci segnalano comunque che il suo vantaggio si è ridotto, ma ancora sembra bella la pedalata del battistrada, che lo lasciamo passare in questo momento. Alle sue spalle si è rimescolata la situazione e sta venendo via un atleta della Iperfinish, e si tratta con il numero 21 di Niccolò Becchini. Quindi Niccolò Becchini che è venuto via dal gruppo sulla salita di Bronzoli, gruppo che vediamo comunque là a 30 metri da Becchini della Iperfinish, che sta cercando di riportarsi su Mattia Nieri della Butese. Il gruppo comunque dietro sta risalendo forte, anche sul contrattaccante della Iperfinish, quando siamo quasi in prossimità della vetta della salita di Bronzoli, quindi all'indicazione di Montevettolini, e viene ripreso il corridore dell'Iperfinish da il corridore della ciclistica Cecina, Gregorio Butteroni, che è già stato vincitore in questa stagione 2018 nella categoria degli allievi, e anche oggi si ripropone sulla salita di Bronzoli, ed eccolo che rilancia ancora l'andatura. Si è formato un gruppetto sulla salita di Bronzoli e continua Gregorio Butteroni a fare il forcing, con solamente 2 atleti che gli restano incollati, con il numero 18 Tommaso Dati della ciclistica San Miniato, e dell'Empolese invece Ludovico Crescioli con il dorsale numero 71, quando siamo ormai in cima alla salita di Bronzoli, con sempre Gregorio Butteroni che sta facendo
l'andatura ed eccoci ormai sullo scollinamento della salita che i corridori dovranno ripercorrere un'altra volta, dove ci sarà assegnato il GPM, e davanti adesso è Tommaso Dati, rientra con il dorsale 59 da dietro il corridore della Monte Carlo, mentre Butteroni rilancia l'andatura. Dicevo, è rientrato con il dorsale 59 Federico Conti della Monte Carlo, Pizzeria La Rusticanella, e questo è il quartetto al comando, mentre dietro alla spicciolata stanno arrivando gli altri corridori del gruppo. Quindi si è formato un quartetto davanti con Butteroni, Dati, Crescioli e poi il corridore della Monte Carlo che era rientrato con il dorsale 59 Federico Conti, mentre nella discesa si è riaggregato anche con il dorsale 42 il corridore della Mille Luci. Si tratta di Budei Denis Ionut, il corridore rumeno. Quindi questa è la situazione al comando dopo la prima volta la salita di Bronzoli, con 5 atleti in testa, con Gregorio Butteroni, Tommaso Dati, poi abbiamo visto Denis Budei che è rientrato dopo la discesa, Ludovico Crescioli e Federico Conti. Questo invece il forte del gruppo, che non ci sta e sta cercando di rientrare con i corridori della Big Hunter. Leonardo Galigani che rilancia l'andatura e chiede collaborazione su questo gruppetto alle spalle di una decina di unità che sta cercando di rientrare davanti. E andiamo a ricordare anche qualche sponsor di questa manifestazione, a partire dal soletificio 2C, poi il guardolificio Linda, a seguire troviamo anche l'ICAT, poi la Fratelli Spilatello, Luchi Bruno, e qui c'è praticamente il ricongiungimento della fuga o meglio degli atleti che hanno allungato su Bronzoli con il gruppetto alle loro spalle. E questa è la situazione al comando, che si è rivoluzionata nuovamente quando siamo al 35esimo chilometro. Siamo praticamente a metà gara, con un tentativo di attacco che vede adesso con il numero 20 Danilo Masi, insieme a lui sempre Budei della Mille Luci, poi con il dorsale 16 abbiamo visto Alessio Bartalucci della ciclistica San Miniato, con il 46 abbiamo Lorenzo Boschi, poi 57 il corridore della Monte Carlo Federico Galeotti. Questo invece con il numero 21 è il corridore che sta cercando di venire via dal gruppetto alle spalle. Si trattava di Nicolò Becchini della Iperfinish, e questo invece è il gruppo che sta, o meglio quello che è rimasto del gruppo, che sta cercando di rientrare davanti ed ha un ritardo di 35 secondi sul gruppetto in testa in questo momento, formato da una decina di unità. Bella questa gara che nelle strade di Pozzarello con la salita di Bronzoli ha fatto la selezione e ha ridipinto una situazione che sembrava molto molto statica, con l'azione dell'atleta della Butesi di Mattia Nieri. E questo, ritorniamo con le immagini, con la testa della gara, con i 10 che sono in attacco in questo momento, e chiede collaborazione ovviamente il corridore della ciclistica Cecina. Adesso va a tirare con il dorsale 57 atleta della Monte Carlo Ciclismo Pizzeria Rusticanella, che si tratta di Federico Galeotti. Quindi siamo al suono della campana, sta per iniziare l'ultimo giro e i corridori dovranno riaffrontare ancora una volta la salita di Bronzoli. Quindi la corsa sembra ormai decidersi fra questi corridori all'attacco, quando siamo ormai al 45esimo chilometro, siamo nelle fasi conclusive. Il gruppo alle loro spalle è segnalato ormai con un ritardo di 1 minuto e 20, quindi una gara che si è rivelata sulla salita di Bronzoli, che aveva visto l'attacco di 4 corridori che poi sono stati ripresi al termine della discesa, e si sono rimescolate le carte, dove è andato via un gruppetto di 10 unità. E qui alle spalle vediamo una coppia che sta cercando
di rientrare davanti, ma con un minuto di ritardo il gruppo, vi dicevo, a 1 minuto e 20. Rieccoci sulla salita di Bronzoli con un attacco da parte del corridore dell'Alta Valdera. Si tratta di Gabriele Del Corso, che è uscito fuori dal gruppetto che si era avvantaggiato tra le due salite ed ha attaccato sulla salita di Bronzoli. Si tratta del corridore dell'Alta Valdera, Gabriele Del Corso, che lasciamo sfilare, che ha un vantaggio di 13 secondi sul corridore della Mille Lusci. Si tratta di Lorenzo Boschi, anche lui facente parte dell'attacco che si era proposto fra le due salite. Una giornata molto molto calda, quindi non solo la salita a rendere dura la corsa, ma anche il caldo su questa asperità che non sembra, ma è molto molto irta. Ci prova, perché dietro lo vediamo, il gruppetto si sta, tra virgolette, sfaldando. Il corridore della Big Hunter con il dorsale 6, si tratta di Lorenzo Peschi, che si volta e va a riprendere il corridore della Mille Lusci, quindi si forma una coppia all'inseguimento di Gabriele Del Corso con Lorenzo Peschi adesso che sta cercando di inseguire il corridore dell'Alta Valdera, e insieme a lui con il dorsale 46 sempre Lorenzo Boschi della Mille Lusci. Siamo ancora a metà della salita di Bronzoli, non ha tanto vantaggio Gabriele Del Corso, lo vede lì il corridore della Big Hunter, Lorenzo Peschi, che rilancia ancora l'andatura. Bella questa azione, bella questa lotta fra la coppia formata dalla Big Hunter e la Mille Lusci contro il battistrada che porta i colori dell'Alta Valdera, e qui vediamo il corridore della Mille Lusci in difficoltà, mentre Lorenzo Peschi continua e chiede collaborazione. Non sembra dimostrare segni di sofferenza invece il battistrada Gabriele Del Corso dell'Alta Valdera, che continua sulla salita di Bronzoli, che poi risbuca in cima a Montevettolini con la sua azione, con una pedalata ancora potente, una pedalata ancora importante. Vi ricordo che a questo passaggio ci sarà anche l'assegnazione per quanto riguarda la vittoria del GPM. Si volta Gabriele Del Corso a controllare la situazione alle loro spalle, con sempre la coppia al suo inseguimento formata da Lorenzo Peschi e da Lorenzo Boschi, e c'è praticamente quasi il ricongiungimento nel tratto di falso piano. Si volta Gabriele Del Corso e rilancia nuovamente l'andatura con la coppia alle sue spalle, che sta cercando di rientrare. Si sta per formare un terzetto. Bella l'azione del corridore della Big Hunter di Lorenzo Peschi, che si è praticamente quasi riportato sotto al battistrada, ma ancora il ricongiungimento non c'è stato. Quando siamo ormai quasi in cima al GPM, vediamo Gabriele Del Corso che si volta a controllare la situazione, si rialza adesso quasi ad aspettare la coppia, ed eccolo il ricongiungimento dei tre. Quindi terzetto al comando Gabriele Del Corso, poi Lorenzo Peschi e Lorenzo Boschi, Big Hunter, Alta Valdera e Mille Lusci, quando siamo ormai al GPM con questi tre al comando, ed hanno un vantaggio significativo su quello che purtroppo è rimasto del gruppetto che si era formato in precedenza, con lo sprint per il GPM che se lo va a lottare Gabriele Del Corso con il corridore della Mille Lusci Lorenzo Boschi, e a vincerlo è il corridore dell'Alta Valdera il corridore della Mille Lusci. Questo è quello che rimane alle spalle del terzetto al comando, il gruppo che si è praticamente sfaldato e sta transitando piano piano alla spicciolata sulla salita di Bronzoli, ma noi ritorniamo davanti. E nella discesa praticamente è cambiato tutto, perché il terzetto è stato ripreso da altri due corridori. Si tratta a questo momento di un quintetto con Flavio Santucci della Ciclistica Cecina, che lo vediamo adesso insieme a Gabriele Arzilli, poi Gabriele Del Corso, Lorenzo Peschi e Lorenzo Boschi. Questo il quintetto quando siamo al termine
della discesa, quindi siamo all'incirca al 50° chilometro, manca 13 chilometri alla conclusione, ormai è tutta pianura fino all'arrivo di Pozzarello e questa la situazione con un quintetto che si sta portando avanti verso la conclusione. Alle loro spalle il corridore dell'Iperfinish con il dorsale 20 Danilo Masi, e questo invece il gruppetto, un sestetto all'inseguimento con il corridore della Monte Carlo Pizzeria La Rusticanella con il dorsale 57 Federico Galeotti, che sta cercando di chiedere lumi su quello che sta succedendo davanti. Poi vediamo il corridore dell'Empolese con il 75 Francesco Franchini, poi vediamo appunto Iperfinish Ciclistica Cecina, che ovviamente non tirerà avendo in forze davanti un suo componente, e questo il sestetto alle loro spalle che si è formato all'inseguimento qui con il numero 10. Si tratta di Gregorio Butteroni, che avevamo visto molto attivo nel primo passaggio della salita di Bronzoli, è colui che ha fatto la selezione, che ha portato via quella che è stata poi la fuga decisiva. Ma noi ritorniamo davanti con i 5 che stanno andando ancora di comune accordo quando siamo al 53° chilometro e ci segnalano un corridore a 15 secondi. Andremo a vedere poi di chi si tratta, mentre qui siamo sempre con Flavio Santucci della Ciclistica Cecina, poi Gabriele Del Corso, che è stato bravissimo sulla seconda tornata della salita di Bronzoli, dove ha praticamente staccato il resto degli attaccanti, e poi era stato ripreso in cima da il dorsale numero 6 Lorenzo Peschi insieme a Lorenzo Boschi, e in discesa si sono riaccodate Gabriele Arzilli della San Miniato e appunto Flavio Santucci della Ciclistica Cecina. Questa è la situazione con i 5 al comando quando siamo ormai a 10 km dalla conclusione. Siamo nelle fasi finali di questo 51esimo trofeo Bonacchi Nedo, poi 39esimo trofeo Florio Ciampi, secondo trofeo Ezio Innocenti, 16esimo trofeo Mirko Lauria e sesto trofeo Esterasi Alfaris. E abbiamo visto appunto il corridore che vi dicevo ci segnalavano con 15 secondi di ritardo, e si trattava sempre di Danilo Masi, che praticamente era rientrato davanti ed ha riprovato nuovamente ad andarsene. Il corridore dell'Iperfinish, e questo invece il sestetto alle spalle che sta cercando di rientrare davanti ed ha un ritardo di 30 secondi dalla testa, quindi gara ancora aperta quando siamo a 10 km dall'arrivo. La situazione vede i 5 davanti al comando, poi Danilo Masi a inseguire il sestetto a 30 secondi, dove adesso vede l'azione più prorompente del corridore della Empolese di Francesco Franchini, seguito dal corridore della San Miniato Tommaso Dati. Non c'è accordo alle spalle, quindi tutto a vantaggio del quintetto davanti, con l'Iperfinish adesso a fare l'andatura con Niccolò Becchini, poi la Monte Carlo, e questi sono praticamente gli atleti a inseguire. I 6 che però non trovano collaborazione, che hanno visto venire via, cioè hanno visto ripresi e poi venire via da dietro il corridore dell'Iperfinish Danilo Masi, che addirittura rientra davanti. Bella l'azione del corridore dell'Iperfinish ASD, che rientra sul quintetto davanti quando siamo al chilometro 56. In 3 chilometri Danilo Masi è riuscito da dietro a rientrare sui battistrada e si crea adesso un sestetto. Bella l'azione per come va dalla gara di Danilo Masi, che si era staccato sulla salita, è rientrato sul sestetto, poi li ha staccati e è rientrato davanti. Bravissimo, meritatissimo anche per l'azione. Ed eccolo qua Danilo Masi, il corridore dell'Iperfinish, e questo è il sestetto e ci prova. Siamo nelle fasi conclusive, 2 km all'arrivo, c'è un nuovo attacco da parte del corridore dell'Alta Valdera di Gabriele Del Corso, che non ci sta all'arrivo in volata e prova un'azione in solitaria. Si volta alle sue spalle, dietro sono rimasti solamente 2 corridori a cercare di rientrare. Gabriele Arzilli e Lorenzo Boschi erano i 2 atleti, sono i 2 atleti che adesso stanno cercando
di rientrare con il resto del gruppetto alle loro spalle, quindi la situazione vede a 2 km dal traguardo Gabriele Del Corso dell'Alta Valdera davanti all'inseguimento della prima vittoria stagionale dopo l'azione sulla salita di Bronzoli al secondo giro. Massimo sforzo per il corridore dell'Alta Valdera, alle sue spalle la coppia formata da Gabriele Arzilli della San Miniato e Lorenzo Boschi della Mille Luci, e poi alle spalle dei due inseguitori il resto del gruppetto che si era formato al termine della discesa della seconda volta del Bronzoli. Bella l'azione, bello anche lo stile di Gabriele Del Corso quando siamo in prossimità dell'ultimo chilometro, ed eccolo qua il triangolo rosso, ultimi 1000 metri per il corridore dell'Alta Valdera, bello possente con un'azione da passista. Noi ci avvantaggiamo, andiamo verso l'arrivo e applaudiamo la prima vittoria del corridore dell'Alta Valdera di Gabriele Del Corso, che alza le braccia al cielo sul traguardo di Pozzarello. Bellissima l'azione a 2 km dal traguardo. Alle sue spalle il corridore della ciclistica San Miniato Gabriele Arzilli, poi Lorenzo Boschi della Polisportiva Mille Luce, dietro la volata del resto del gruppetto con Flavio Santucci della ciclistica Cecina, poi Lorenzo Peschi della Big Hunter e Danilo Masi dell'Iperfinish. Ancora a seguire poi Alessio Bartalucci che batte in volata Denis Budei della Mille Luci, Niccolò Becchini della Iperfinish, e al 10° posto lo vediamo arrivare adesso il corridore dell'Empolese Francesco Franchini e poi tutto il resto del gruppo. Quindi la vittoria bellissima di Gabriele Del Corso su questa gara, 51esimo trofeo Bonacchi Nedo, 39esimo Florio Ciampi, secondo Innocenti Ezio, 16esimo Mirko Lauria, sesto Esterasi Alifaris. E andiamo ad ascoltare il protagonista di questa gara e vincitore Gabriele Del Corso della società Alta Valdera. Eccoci con Gabriele Del Corso, vincitore quest'oggi dopo una gara completamente all'attacco, prima in pianura, poi in salita e poi ci ha riprovato all'arrivo. Quest'oggi non ce n'era per nessuno, veramente una grande gamba, Gabriele. Certo, prima non si era in condizioni, prima bene o male è venuta, ho scattato sulla seconda salita, sono riuscito a prendere traguardo volante, poi abbiamo fatto un gruppetto che siamo riusciti ad arrivare all'arrivo. A 2 km dopo una curva mi sono ritrovato staccato di pochi metri, ho provato e mi è andata bene. Gabriele Arzilli, secondo classificato qui a Pozzarello, peccato, un Gabriele Del Corso con una super gamba, però ti abbiamo visto molto attivo in salita, sei stato praticamente uno dei più forti. Sì, in cima alla salita eravamo frazionati, erano circa 2 davanti, 3 dietro, poi ci siamo riusciti a compattare in 5 e agli ultimi si è fatto tutti in cambi regolari, poi agli ultimi 2 km è partito Del Corso e dopo sono partito io con uno delle mie luci e a 500 metri ho anticipato e Del Corso ha vinto e io sono arrivato secondo. Lorenzo Boschi, terzo classificato, Polisportiva Mille Luci. Peccato Lorenzo perché ci hai creduto fino alla fine, ma non ci siamo riusciti anche oggi. Sì, da ultimo non ce la facevo più. Quando siamo rimasti in un gruppo di 5 ho tirato per cercare di arrivare all'arrivo, poi agli ultimi 300 metri mi sono mancate le gambe e non ce l'ho fatta. E sono molto contento di come è andata la gara e spero di continuare ancora così. Andrea Mariotti, organizzatore di questa bellissima gara. Andrea, ancora un anno, una classica che ha portato tanti partenti, un bel lotto di partenti e soprattutto di qualità su un percorso per niente facile. Sì, davvero una bella gara con un bel numero di partenti, anche di qualità. Indubbiamente il caldo ha avuto il suo impatto su un percorso tradizionale con 2 volte lo strappo di Bronzoli. Indubbiamente ha avuto un frazionamento notevole con comunque un bell'ordine d'arrivo. Davvero sotto il profilo di come è andata la gara tutto è andato nel meglio, siamo veramente contenti.
Fortunatamente non ci sono stati neanche i problemi sul percorso, noi ci diamo l'appuntamento al prossimo anno. No, indubbiamente quest'anno abbiamo cambiato la data, era da diversi anni che facevamo, da quando avevamo accorpato Bonacchi, Nedo e Ciampi Florio in un'unica gara, la facevamo ad agosto, abbiamo deciso di anticiparla, l'abbiamo fatta a fine maggio, ma veramente siamo soddisfatti perché tutto si è svolto al meglio, non ci sono stati nessun incidente, questo è essenziale e credo che siano rimasti soddisfatti chi ha partecipato. Io come organizzatore non posso che ringraziare tutti coloro che hanno dato una mano, gli abitanti di Pozzarello, il circolo ricreativo, gli sportivi e a organizzare questa gara che è giunta per quanto riguarda il Bonacchi alla 51esima edizione, quindi ai 50 anni. Per quanto riguarda Ciampi Florio, che prima era approdata a Pozzarello, poi trasformata in un'unica gara insieme al Bonacchi, è da 39esima edizione 38 anni, quindi sono un numero di anni notevoli, noi siamo contenti, quest'anno è una situazione un po' particolare, abbiamo fatto la trasformazione per quanto riguarda la parte agonistica con il team Valdignevole e la società GS Pozzarello è rimasta in piedi per quanto riguarda l'organizzazione della manifestazione sportiva e devo dire di essere contento e ringrazio ancora una volta tutti coloro che ci hanno dato una mano, gli sportivi, gli sponsor, la famiglia Ciampi, perché questo credo che sia tutto avvenuto al meglio e anche sotto il progetto che sta andando avanti col team Valdignevole, indubbiamente dopo che c'erano stati problemi in questi anni sulla Valdignevole, di problemi il ciclismo rischiava di scomparire, poi per la crisi economica, gli sponsor e altre vicende che hanno avuto protagonisti in questa zona, credo che quest'anno questo team Valdignevole 2018 sia un anno di svolta dove ci sta davvero una squadra forte che possa, insieme alla struttura del ciclodromo inaugurata pochi giorni fa, possa davvero avere un futuro e anche con sponsor locali che sono riavvicinati al ciclismo locale, che è elemento di grande soddisfazione. Sono davvero soddisfatto, ringrazio davvero tutti. Cerchiamo di andare avanti con tutti coloro che sono del posto, con gli sponsor, gli sportivi, il circolo, perché c'è un feeling davvero unitario fra circolo e gruppo sportivo. Io faccio il presidente, ma non è che la gara è di uno solo, perché uno solo non va da nessuna parte. Credo che davvero con questo feeling, con tutti insieme, con un ottimo rapporto, pur con sacrificio, perché quando si organizza qualcosa i rischi che ci sono e le difficoltà, si possa davvero darci appuntamento al 2019.